Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. A causa del maltempo che ha colpito negli ultimi giorni il territorio regionale, è già stato dichiarato lo stato di calamità esteso a tutti i comuni della regione. L'annuncio è stato dato stamattina nel punto stampa nella sede della Protezione Civile di Marghera, insieme con il presidente della regione Luca Zaia e all'assessore all'ambiente Gianpaolo Bottacin. 258 gli interventi dei vigili del fuoco, quasi 900 i volontari di protezione civile impegnati. Questi i numeri delle attività dell'unità di crisi, coordinata dall'assessore Bottacin su delega del presidente Zaia. Nel corso del punto stampa, ha spiegato l'assessore Bottacin, si sono verificati smottamenti, frane e colate detritiche distribuite nella fascia prealpina delle province di Verona, Vicenza e Treviso. La fascia costiera interessata da venti forti che hanno superato i 130 km orari è stata interessata da mareggiate intense, in particolare a Caorle e Jesolo. Si è trattato di una tempesta perfetta, nel senso che lo scirocco ha innalzato la marea e non ha consentito al mare di ricevere l'acqua del fiume, gonfiati dall'elevata piovosità registrata nelle ultime ore, ha aggiunto Zaia. Ci attendiamo una breve tregua per le prossime ore, ma tra sabato pomeriggio e domenica mattina è prevista una nuova perturbazione, seppur di entità più contenuta rispetto alla precedente. Questa mattina all'ospedale di Idolo un incidente nel cantiere del nuovo reparto di neuropsichiatria ha provocato una consistente perdita di acqua e conseguenti ristagni ai piani di calpestio dei livelli sottostanti nel monoblocco e lungo i percorsi comuni. Da una prima ricostruzione la perdita è stata provocata da un uso improprio di un trapano che avrebbe forato una tubatura interna al muro. L'acqua fuoriuscita e pulita proviene con tutta probabilità dall'impianto antincendio. Il pronto intervento dei tecnici ha già permesso di individuare il danno e di interrompere il flusso. Le direzioni dell'ospedale e dell'ULSS 3 si scusano con gli utenti in attesa di verificare le effettive responsabilità. Non si registrano comunque interruzioni o ritardi nell'attività assistenziale, come si legge in una nota dell'ULSS 3. Cambiamo argomento. L'azienda di trasporto del Veneto Orientale, ATVO, attiverà da lunedì prossimo 6 novembre 2 corse scolastiche con linea diretta in partenza alle 14:10 da San Donà di Piave per Cavallino Tre Porti, per consentire a circa 90 studenti che frequentano gli istituti superiori del San Donatese il rientro a casa al termine delle lezioni. Si tratta del risultato della collaborazione attivata tra Comune di Cavallino Tre Porti, ATVO e Città Metropolitana per rispondere alle richieste delle famiglie degli studenti che richiedevano una soluzione per il trasporto dei figli verso casa senza subire il sovraffollamento dei bus di linea. E si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.